fare il pezzo. E voi vi domandate come questi poveri ragazzi abbiano fatto. Andiamo via. Adesso vieni qua e presentiamo il pezzo. Entrare. Signore e signori, dopo aver... Sull'antenna. L'antenna sta giù. L'antenna sta giù. L'antenna sta giù, va Si bene? era detto che non si toccava Si era detto che questa settimana non parlavamo né di antenna, che non si tirava più sul cappello, né ecco, più giù il non si cappello, fa né più sul su giù il cappello. cappello, non si fa più, non si fa tira più le fighe sull'antenna. e non si parla più Non si bacia più le figlie. figge e non si parla del pianoforte. Non si tira sul cappello. E non si parla del pianoforte. Basta! Allora! Non si bacia più le figlie. Che dalmine, per favore. E voi vi domandate come questi poveri ragazzi abbiano potuto crollare. Hai capito? Signore e signori, Si vede che mi hanno lavato il vestito? dunque, signore e signori, questa settimana prego il pubblico, soprattutto quel gruppo di nudisti, di stare un po' a posto. Dunque, questa settimana parleremo... Parleremo delle tue malattie. No. Pianto antico, l'albero a cui tendevi la parte. Signori, questa settimana parleremo di un argomento caro ai ragazzi. Salve, No, signor salve, no. Parleremo di un argomento caro ai ragazzi, signori. Parleremo della nostra terra madre. Sì, la nostra terra madre, la nostra terra padre, la madre pirla. Basta, signori. Parleremo del Veneto. La regione che ci ha dato i Pasquali. Sì, i Natali, sì, ha ragione. Signori, il Veneto. Il Veneto. E per questo Signori, il mi siedo al piano, ma anche al pianoforte. Certo. Comunista, non fare carrozza, Algernon. sono stato io. Non fare carrozza, Algernon. Ma quando signori, parleremo, silenzio in piccionaia, per favore. Parleremo del Veneto. Lì la piccionaia e qui la ciccionaia. Ora, Ma dico io. per favore, signori. E voi vi domandate come questi poveri ragazzi abbiano potuto. Basta, ma questa storia di poveri ragazzi. Ma volevo- vuoi dire questa storia di poveri ragazzi? Per favore, Algernon. Abbiano Sto per potuto parlare del entrare Veneto. nel tunnel della droga. Volevo dire questa cosa molto importante. Voi sapete che il Veneto... Voi, ecco, tieni fermi così. Vi tengo fermo. Voi sapete che il Veneto E a me chi mi tiene? è lasciami stare. la regione Cosa fai? italiana, il Veneto, fatemi parlare. Mettimi sotto. Il Veneto è la regione italiana Lasciami giù, tirami giù. e più ti tiro su. Mandami qua. Dunque, Mettiti là. il Veneto è la regione italiana. Guarda, Cosa un c'è? cantante. Chi è? Vasco Rossi. Dai, basta. Mettilo qua, vieni qua, Franco, mettiti là sul tuo posto, va bene? Allora, sull'antenna, per favore. Sull'antenna ho detto. No, l'antenna sta su, antennino piccolo, vai. antennino piccolo. Il Veneto è la regione italiana dove sono nati i più grandi capolavori, i più grandi... Dell'arte contemporanea dello spettacolo questi poveri ragazzi. Dai, basta. Sì, signori, per esempio a Treviso è stato girato il più grande colossal di tutti i tempi. Radicchi. Esatto, famosi La radici di Treviso. storia dei contadini Della regione nostra veneta. terra, affrancati dalla schiavitù del Basta, stai un po' zitto, madonna, è andato via Saverio, scusate un attimo. È andato via Saverio e abbiamo acquistato un altro. E poi, signori, Togli la mano. che c'è? Un grande scandalo che ha coinvolto la provincia veneta. Sì. Tutti gli uomini di un'intera città furono coinvolti nello scandalo di Rovigo. di Rovigo. E dopo Uccelli di Rovigo. Uccelli di Rovigo, è famoso. hanno fatto lo sceneggiato in televisione. E poi, Salve, sono Richard Chamberlain. Abitavo a Rovigo. una esatto, evidente città. Richard Chamberlain che ci ha portato un grande gioiello, guarda Nini. Due pendenti e un solitario. Esatto, vedi, a questo punto faranno battuta cara Magario. Ma il più grande colossal di tutti i tempi, cosa c'è? Ho detto colossal e allora mi è scappato colossal. Proprio voi due ridete su colossal. Scusa, da che pulpito viene la predica? Scusate. Voi che avete lo schermo panoramico. È il quinto, dopo quello di Udine. Ce l'hanno quello. Dunque, signore e signori, abbiamo questo colossal, via col Veneto, che vide il trionfo di quella povera ragazzina, si chiamava Rossella Boara. Rossella Boara, che era nata Era da una una... povera ornicoltrice. Esatto, quindi insomma il Veneto è una regione E che poi anche un altro 007. 007. Vicenza di uccidere. Esatto, ma anche il grande Pirandello scrisse il suo capolavoro. Sì. Uno. Ma dove vanno i marinai? Non c'entra, No, Pirandello Pirandelle, scrisse uno, Belluno e 100.000. Grande capolavoro. Perché non avete riso su uno Belluno e 100.000? Su Colossa ridete. Su uno Belluno e 100.000 non avete riso. Perché non ha scusi. scritto Pirandello? Chi l'ha scritto? Che ne so. Dai, avanti, basta, andiamo che E voi vi domandate come questi poveri ragazzi siano entrati nel tunnel della droga. Basta. Signori, scusatemi.
La città più importante del Veneto è una città dove nacque tutta la moda, l'alta moda, patria dei sarti. Asolo. Esatto, la città di Asolo. E poi abbiamo un grande fiume, tutto, pensate, un fiume fatto tutto di alcol che sgorga dal Monte Grappa. Il Piave, La Grappa Piave. Da cui appunto la Grappa Piave. Ma comunque, detto questo... Ma tutti sanno. A proposito di Grappa Piave, mi ricorda quello che è il vanto del Veneto. Il vanto del Veneto. Il vento del Veneto. La prima guerra mondiale. Sì. I ragazzi del 99. Io sono Cesare Ragazzi del 99. Io sono uno dei ragazzi del 99, sai perché? Perché hai 99 di circonferenza di vita. Esatto, no, peso Pensa alle pette. peso 99 kg senza osso. Signori, L'osso sarei io, signori. è con grande emozione che vi possiamo ricordare questa sera. Facciamo due passi. Facciamo due passi. Una delle più grandi canzoni degli Alpini. Gli Alpini, probabilmente dopo questa canzone riceveremo anche una denuncia, però dobbiamo No, ricordare quelli che sono nati tutti bianchi di capelli. gli Albini. Ah, No, quelli erano gli Albini. Signori, il più celebre coro, Eroiche penne nere. il più celebre coro, Eroiche penne a sfera. le eroiche penne pomodoro e basilico. Signori, E voi vi domandate... no, non ci dobbiamo dire niente, basta presentare il coro, va bene? Appena in tunnel della la droga. ma che tunnel della droga? Dobbiamo presentare il coro degli Alpini. A proposito del cantante. Allora, signore e signori, il coro sacro alla patria salta Camoscio in sulla vetta. l'erba cresce. No. Salta Camoscio. Campa bagasce. Dai, basta. Salta che moscio. Attenzione, io farò, voi sapete che i cori sono suddivisi, sono suddivisi abbiamo si divinci. la voce baritonale, Il pirla. abbiamo e io farò il famoso vocino. Sapete nel coro della Sì, Sat quando non digerite molto c'è il famoso vocino. bevete un goccio di vocino poi e digerite. tutto per incanto tornerà a rifiorire. Signori, coro della Sat. Pronti? Aspetta, non sono pronto. Ascolta. Si fa sera, ti parla padre Virginio Rotondo. Dai, basta, va bene? Non lo faccio più questo pezzo, allora. Allora, attenzione, Coro della Sat. La... No, basta, Aspetta, più alto. La... No, più alto. La su... Quella lì. Così. La su... No, aspetta, dopo va. La sulla vetta dove il Camoscio salta si sente lontano il suon di una scoresa. Signori, il coro funziona bene. Vai con il giù. questa è la grande tradizione veneta e passiamo ora alla canzone dalla quale noi faremo una traduzione simultanea. La canzone veneta, devo dire anche che noi siamo nati in Veneto, Nini chiaramente è nato a Bassano. E Logicamente io sono nato. tu, date le tue prestazioni sessuali, sei nato a Conigliano, data la velocità con cui Sai dove sei nato tu? Dove? A Schio. Perché? Fai proprio Schio. Ecco bene. Come scemo questa, è un altro pezzo che viene dopo. La canzone veneta di Conegliano si intitola Ehi giù, Vien giù. che vuol dire vien giù. Vien giù. Ed è la storia di un personaggio molto importante del Veneto, un certo Renato Bernussi, già Femi Bernussi. il quale lavorava nel famoso complesso dei The Kings, The Kings. i quali furono famosi a suo tempo Deve perché aver scritto la canzone. su dalla macchina, Giù dalla macchina! Miami Cioè, Cool giù dalla Teresa, macchina. Miami Cool Teresa, Eri in retro però quello. Miami Cool Teresa, 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 Teresa Miami Cool Cool. Questo era il pezzettino, va bene. Pezzo Questo veneto. pezzettino, signori. E voi vi domandate come questi basta, poveri ragazzi cosa devo più fare questa cosa della abbiano droga? il tunnel della Ma che droga. tunnel della droga? Che tunnel della droga? Devo parlare di questo Bernussi che aveva la moglie che si chiamava Silviana. No, ha ragione lui. Il problema della droga è grave. È gravissimo. Che non ce n'è più. Non ce n'è più. Dunque devo dire che, signori, un momento di riflessione. E se per favore. c'è non è buona. Ecco, il discorso è questo. La moglie di questo povero ragazzo Bernussi si
chiamava Silviana, era già stata la vincitrice del Andiamo via! la famosa Silviana, diceva Silviana andiamo via. Silviana era una cantante, aveva vinto il famoso concorso Polenta e Renga. Polenta e Renga. Esatto. Di Camisano Vicentino. Da cui Camisano Vicentino, da cui i famosi Descamisato di Evita Peron. Evita Peron, quella chiamami Peron, sarò la tua Evita, la tua Evita io sarò. E poi aveva cantato anche, vi ricordate la famosa canzone che cantava Evita? Don't cry for me, cicciolina. Vabbè, insomma. No, basta, vieni qua. Ma non posso. Signori, la canzone veneta si intitola, da questo pianoforte io canterò la canzone che si intitola Ehi giù, la storia di Renato Bernussi. Vieni giù, perché Attenzione, Renato Bernussi spesso tornava a casa ubriaco. E così apostrofava la moglie. La povera Silviana. Vieni qua. Non mi turlupinare, sai? Perché non trovo la tonalità, caro il mio ragazzo. Salve! Basta. Fermo! La tonalità è una cosa seria. E l'amore. No, che mona, ehi giù. Ehi giù. Vieni giù. Don't let me down. Donna, il letto mi, donna. Cioè, donna, Don't let me down. Donna, vado a letto io. Vado a letto io, donna. Che era ubriaco. E this has song. Te sei che go sono. Te di sei sono. Lo sono! Go sono. Poi letto, che lo sono! Di come? Letto. Il famoso discorso che dice a Verona, dice vai in letto e suda. Te this has song and make it better. La mia che te babata! Vai a bada che dammi il letto, che lo sono! Remember. Remember. Traduzione remember. Lo Schliemann. Lo Schliemann dopo aver scoperto Troia. Appunto si chiese se questo E dopo aver vinto il mondiale Schliemann ha scoperto Troia. Questo Schliemann, vieni qua Algernon, non fare carrozza. È storia. Lo Schliemann si chiede sempre se questo remember Significa ricordi oppure i membri. I membri. Ma siccome ha scoperto Troia pensiamo che sia I membri. i membri. Dunque, remember. I membri. La gente a ridere, pubblico malizioso, veramente in perenne erezione. Adesso remember. I membri. Leather under your skin. Che tu letti. Sora Game of Skin, il famoso attore veneto Gastone italiano. Moschini di passaggio. So they begin. Sotto un becchino. Cioè un becchino. È una strana del coppiata, paese. ci sono solo due letti occupati da Moschini sopra e da... To make it better. Le mega Da capo. Hey Jude, don't let me down. Take this as song and make it better. È passato un cacciatore che ha sparato ai cantanti. Take this as song and make it better. Remember to let her under your skin. So they begin to make it better. Corretto. And anytime you feel the pain. Che? È un corretto? Deve essere sottile. And anytime you feel the pain. Don't carry the world. Allora! Per favore! Scoppiato il mantello. And don't you know? E che ne so? And don't you know there is a fool way to be? You're made to Che schifo! go out and get there. Le trombe. Cos'è? Fa così le trombe, Fa così le trombe. No, io la faccio così, Come scusa. la fai così? Ognuno fa la tromba che gli pare. Ma per favore! Questa si chiama una marca speciale di tromba, si chiama Borlotti. Veramente erano dei cannellini. Ah, sì. Vai! Ehi, Giulio che si incazza!